Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuova puntata con Buongiorno 131, mercoledì 15 aprile, puntata numero 131 da parte della trasmissione, e facciamo entrare anche il nostro direttore. Buongiorno Francesco, ben trovato. Stai urlando già troppo. Vabbè, dai, allora conduci tu, ciao, buona. Stai già urlando troppo e poi hai caldo? le... Hai caldo? Sì. Io ho caldo, ci posso fare. Attenzione. Qua c'è caldo, a casa c'è caldo. Domenico, che qui A casa c'è caldo. Buongiorno Pier Giorgio, buongiorno Nico, buongiorno a Lea, buongiorno a tutti ragazzi, grazie mille. Si fanno gli auguri? Sì, grazie mille Violetta. Oggi è che è la puntata 131 di Buongiorno 131. Si fanno gli auguri? Non lo sapevo. E noi li accettiamo, ringraziamo ovviamente. Li accettiamo, ci mancherebbe che non li accettassimo. Cioè, chi siamo noi per non accettare gli auguri, scusami. Rifletti gli auguri, non scherziamo. A quel punto sarebbe da chiedere tu. Rifiutare, ecco, però, però anche quelle lo sai che alla fine dici, tu puoi girarla come vuoi, ma la devi pagare. Anche tu c'hai ragione. Anche purtroppo, tu c'hai ragione, ci hai. Purtroppo sì. Allora, volevo fare colpevolmente gli auguri in ritardo all'amico e collega Paolo Camedda, che ieri ha compiuto gli anni. Auguri Paolo, e io li ho fatti via Facebook. Ecco, che è comunque più giovane di te. Vorrei ricordarti questo fatto. Però, tutto e per tutto. Però io voglio bene a Paolo, quindi ci mancherebbe, sono contentissimo. No, perché sei più giovane di Luca, dovresti essere più vecchio. Questo è. Va bene essere amici, però, giusto? Soprattutto perché ve la giocate, insomma, c'è pochi anni di distanza. Ah, ok. Che anno è lui? 79. Attenzione, 2 anni, mica pochi, 2 anni in più. Sì. Bravo Paolino, bravo Paolino. Grande. Bilancizio ci dice: buongiorno ragazzi, ieri sera impegno a teatro a vedere Buffa, spettacolo clamoroso. Anche lui è bella cosa. L'ha scritto bella. Luca lo spettacolo. Esatto, giusto? Aspetta che ho un commento. Dove? Aspetta. Sono 10 commenti, non è che devi fare che no, mi è arrivato dalla regia. Guarda, te la butto lì subito. Vai. Parliamo di cose serie. Questione stadio. Cosa volete sapere dello stadio? Sicuramente il dibattito. Ieri c'è stato il dibattito. Ieri c'è stato il dibattito in Consiglio Comunale che mi ha portato via 3 ore della mia vita, tra una cosella anche di più. Con la simpatica situazione è stata 2 volte la corrente in municipio, quindi la seduta è stata sospesa 2 volte. La seconda meravigliosa perché c'era l'assessore Maciotta che stava finalmente dando le notizie, cioè l'unica vera notizia secondo me di ieri è che è stato definito Domenico, grazie. Questa è roba seria, caro Luca. Grazie davvero. Sì, però tu hai fatto un errore, lo sai, perché tu hai messo questa roba qua, non la devi caricare come logo, non come sfondo.
Cioè devi caricare solo puntata 131 come tipo così, capito? Aspetta che la Tu ti trovo. metti d'accordo con la regia, ma a mia insaputa, e poi fai queste cose. Capito? Invece se Aspetta lo che la devo organizzi cercare. bene la situazione, poi Ascolta, comunque facciamo dicevo, così. Vai, ecco, vai. Dice, facciamo vai così. avanti, sì, sì. No, dicevo, quindi fondamentalmente è stato un dibattito, vi ricordo che insomma ieri non si decideva niente, ieri era soltanto appunto la possibilità che tutte queste persone, tutti i vari consiglieri che si sono iscritti, perché poi ovviamente non si sono iscritti tutti, ci mancherebbe, però insomma sono state date, no, non mi serve quella roba, serve solamente la roba rossa, te lo No, dico già. Quindi, e niente, quindi fondamentalmente c'è stato appunto un confronto, ognuno ha tenuto le proprie posizioni, e nulla, e quindi di fatto, ripeto, l'unica vera notizia che è emersa è quella del canone, appunto, il Cagliari e il comune hanno trovato l'accordo per appunto questo canone da 150.000 euro all'anno, che però è diluito cioè è stato diviso praticamente diviso in due, esatto. I primi 25 anni, i secondi 25 si anni. pagherà 100.000 euro, nei secondi 25 anni 200.000 euro, quindi questa è appunto la notizia che è Grazie arrivata. Adriano, grazie mille, grazie Grazie davvero. Adriano, grazie. Quindi questa è la notizia diciamo della serata di ieri. Poi c'è stato appunto uno scambio abbastanza corretto, cioè rispetto al passato, devo essere sincero, molte altre volte, molte più volte ci sono stati scontri dialettici che invece ieri non ci sono stati, e quindi è andata così. Quindi insomma, eccolo qua. Sei Eccolo qua. contento? Oh, perfetto, alla grande. Ecco. Beh, ci siamo arrivati, Eh. perfettissimo. Mentre Grazie parlavo, non Roby. so se hai visto. L'ho fatto Vabbè, io. ma tu sei multitasking, Eh, eh, capito? eh, 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 eh. Quindi ci mancherebbe, Va questa bene? è la situazione. Allora, vedo che abbiamo il nostro primo ospite, Fra, quindi lo facciamo entrare. Assolutamente. Allora, eccoci qua. Eccolo. Eccoci, buongiorno, Ciao buongiorno. Giuseppe, Buongiorno ben Giuseppe, come trovato. stai? Tutto bene in questo contesto un po' domestico tra la Ma va caffettiera benissimo. qui, il frigorifero, insomma, vedete Va un bene, po'. ma noi siamo domestici, guarda, anche Beh, perché poi vedevo Buongiorno anche i vostri che 131 sono la simili. mattina, cioè Mm. tanti sono a casa, ci seguono, qualcuno anche mentre fa le faccende, mentre lavora, mentre fa, quindi insomma ci sta quest'aria casalinga, assolutamente, anzi valorizza ulteriormente il progetto, Esatto. Infatti ho aggiungerei. dovuto togliere degli strofinacci, ma se volete li rimetto, però sono un po' Dipende meglio di dal no. colore, se sono verdini ci possono anche essere, perché effettivamente insomma sono un po' in palette, come dicono Esatto. Quelli quelli bravi. bravi, Va bene Giuseppe, intanto ti ringraziamo Grazie a ovviamente per aver voi. accettato nuovamente il nostro invito per questa puntata speciale. Entriamo a gamba tesa subito, cioè sul discorso Grande Roby. Cagliari, perché ci eravamo già visti qualche mese fa in una fase un po' diversa rispetto a quella attuale, per quanto riguarda il rendimento del Cagliari. Il Cagliari che però sabato è tornato alla vittoria dopo 70 giorni, sottolineo visto che a te piacciono i numeri, quindi insomma tutte cose che ci stanno. 70 giorni, un digiuno non certamente banale di vittorie, e sono 6 punti di vantaggio sulla Cremonese, però resta ancora questa consapevolezza intanto di non aver fatto ancora nulla, perché ci sono 6 giornate e il calendario è difficilissimo, e poi non so come l'abbia vista tu, noi in questi giorni abbiamo commentato, sì, va bene la vittoria, però serve qualcosa di più. Come l'hai vista tu? Sì, partita molto, molto brutta, dominata dalla tensione e dalla paura. Insomma, il Cagliari evidentemente è una squadra giovane a cominciare dal suo allenatore. Bisogna chiaramente fare la tara su questo. Sono allenatori, ci metto dentro anche questa del Parma, che sono la loro prima stagione da
allenatori professionisti, non di Serie A. Quindi questa è una cosa che non si può, un'esperienza che non puoi arrivare, come dire, già di cui sei già munito. E abbiamo visto come in questo campionato tante squadre anche della colonna destra della classifica abbiano floppato con allenatori esperti, perché da Nicola a Baroni a Pioli sono tutti allenatori che hanno salutato molto prima della fine della stagione, perché in questa fase storica secondo me la scelta coraggiosa di affidarsi al tecnico della primavera prevede dei contraccolpi e dei picchi verso il basso, e il Cagliari però ce la sta facendo. Io penso che si salverà anche essendo passato da questi picchi. Cagliari-Cremonese era un po' la gara della paura, perché tutti vi ricordavate Cagliari-Lecce, Pisa-Cagliari, la leggerezza e la superficialità con cui il Cagliari ha affrontato quelle partite è stata sostituita sabato da un sentimento negativo ma contrario, cioè la paura di perdere, la paura di buttare via tutto. Il pubblico un po' rumoreggiava e così mi è sembrato di avvertire da casa, ed è normale, però mai come in questo caso sembra una frase fatta, però contava il risultato. Bisogna anche essere onesti. Il Cagliari e tutte le squadre che si stanno salvando in questo momento si stanno salvando anche perché Lecce e Cremonese non vanno avanti neanche a spinta. Per non parlare di Pisa e Verona, il livello è ancora più basso delle ultime 4 posizioni, e questo consente, anche facendo appunto una vittoria ogni 70 giorni, di andare a +6, e semplicemente penso che insomma è difficile che entrambe le squadre, cioè Lecce e Cremonese, possano recuperare in 6 giornate tutto quel distacco. Penso che la principale garanzia del Cagliari, atteso da un calendario complesso, a cominciare dalle 2 trasferte a San Siro, e la maggior garanzia è proprio il fatto che dietro difficilmente cambieranno passo. Però è vero, ragionando in ottica 26-27 servirà qualcosa in più, ma io penso che a partire da Pisacane quest'anno è tutta esperienza che verrà utile per programmare una stagione prossima, che però penso che il Cagliari programmerà sulla scia di questa, cioè giovani, valorizzando come dire, il vivaio e il prodotto interno, e maturando, crescendo di giorno in giornata, magari ecco, affidandosi magari a qualche certezza in più, soprattutto in mezzo al campo, dove il Cagliari è più carente secondo me da inizio stagione. Luca. Io Giuseppe, ti dico sul discorso appunto dei giovani, il Cagliari comunque quest'anno anche a livello nazionale c'è stato tanto clamore. Probabilmente rispetto ad altri anni il Cagliari è stato più volte in copertina. La penultima vittoria era Cagliari-Verona 4-0, 31 gennaio. Da lì poi finì il mercato, inizia il girone di ritorno, tanto clamore, però il Cagliari lì si è proprio seduto. Secondo te è un discorso relativo al fatto che stacchiamo la spina, abbiamo 11 punti di vantaggio sulla terzultima, oppure anche a livello clamore nazionale, diciamo, li ha fatto un po' collare sugli allori? E mi viene da pensare le 2 partite su tutte, Cagliari-Lecce e Pisa-Cagliari, perché con quelle 2 vittorie il Cagliari sarebbe a 39, quindi comunque sarebbe già ampiamente salvo. Secondo te c'è stato questo passaggio, questo cambio di mentalità, oppure effettivamente sono giovani e quindi effettivamente ci stava questo passaggio dove si sentivano salvi e hanno un po' mollato la spina? Ma sai, la partita imperdonabile è quella di Pisa, perché Sì. nelle partite senza vittorie il Cagliari ha anche infilato partite buone, come non so, quella col Como, che non meritava di perdere. Esatto. Il pareggio con la Lazio, il pareggio di Parma, partite da squadra consapevole che manca ancora qualche punto e che è tutto sotto controllo. Quello che proprio non ci sta, al di là di Cagliari-Lecce, che può capitare, è proprio Pisa-Cagliari, è stato proprio secondo me l'origine dell'ultimo periodo negativo, quello che poi ha portato a perdere male anche a Sassuolo, eccetera. Lì è subentrato proprio una specie di tilt dovuto al pensiero: giochiamo contro una squadra che ha vinto una partita su 27, rimane anche in 10, andiamo sotto, la rimontiamo. Invece quell'approccio disastroso nei 2 gol di Caracciolo ha fatto un po' crollare anche le certezze, il soffitto proprio di quello che si era costruito in 6 mesi, e quindi l'anti-Pisa Cagliari è stato Cagliari-Cremonese. Insomma, in questo immagino che il nervosismo e la tensione di quella sconfitta sia un po' smorzata con la vittoria di oggi. È normale secondo me, io penso che come hai detto tu, cioè penso che ci sia stato un pensiero implicito
ormai è fatta. È una squadra che comunque ha portato 2 giocatori in nazionale, certo non una nazionale di cui andare molto fieri magari, ma qualche memorabile, giocatore diciamo così. è mancata secondo me, al di là della... Ecco, non ho capito, ma forse la interpreto proprio in chiave siamo tranquilli l'aver ceduto Luperto a una diretta, ancora detto che Luperto non è che stia facendo cose eclatanti a Cremona, ma era quel giocatore che dietro, insieme a Mina o anche in assenza di Mina, ti dava un po' il termometro del reparto. Però voglio dire, alla fine conta in questo caso il risultato. Il Cagliari, anche con una vittoria in 3 mesi, è vicino all'obiettivo, e sono errori che non stanno pregiudicando la stagione, che è la cosa più importante, e che sono punti di ripartenza per l'anno prossimo. Non so quanto sia solido Pisacane, io penso che meriti, e credo che si stia meritando, la seconda chance di una seconda stagione. So che anche lui però ha commesso degli errori che fanno riferimento a quello che vi ho detto prima, ma è un percorso in cui vedo dei miglioramenti. Se prendo tante squadre che magari li salveranno, ecco, per esempio, chi delle due tra Lecce e Cremonese li salverà, lo farà con la sensazione che l'anno prossimo bisogna ricominciare da zero, perché non c'è praticamente nulla a livello tattico, a livello di futuro, a livello progettualità, sì. Stesso Parma, che è un allenatore concettualmente simile a Pisacane per età e per progetto, secondo me dovrà ripartire profondamente da un ripensamento del modo di giocare, perché può andarti bene così un anno, hai dimostrato che hai il gruppo dalla tua parte, un po' come Pisacane. Ho visto insomma la scena di Esposito è più valida di 1000 commenti sul gruppo e sui valori che mettono insieme questa squadra, però dovrà anche, secondo me, questa rivedere profondamente il proprio ideale di gioco. Ho detto che ha 31 anni, quindi fa in tempo ad avere 4-5 carriere diverse. Di Pisacane questo io non lo dico, perché è un allenatore che si sta affermando come gestore di un gruppo giovane, come comunicatore, e ogni tanto, anche se è cambiato molto, che non è un difetto, anzi, e ogni tanto anche come autore di 2 o 3 intuizioni che dimostrano che un allenatore è valido anche dal punto di vista tattico in Serie A, che per quanto sia un campionato in declino è un campionato molto sfidante se sei un allenatore giovane che ogni settimana si misura, lo dice sempre anche Fabregas, che si misura con sfide diverse, con trappole, con pensieri tattici sempre molto complessi da decifrare. Quindi vedo l'inizio del famoso progetto, che è una parola molto rischiosa, un'arma a doppio taglio, ma bisogna avere coraggio di farne uno se sei sempre con l'acqua alla gola, come una squadra come il Cagliari che arriva sempre alla 36esima, alla 37esima, quando va bene, a salvarsi. Però ecco, è un progetto che merita simpatia e fiducia. Va, come vi dicevo, puntellato, perfezionato, con qualche operazione un po' più, qualche certezza in più in mezzo al campo, per non arrivare poi a giocarsi partite importanti in maniera un po' improvvisata. Però sono cose che si otterranno col tempo. È importante il discorso Esposito, per esempio, che un giocatore cosa si fa con Esposito? Si fonda su di lui il progetto 26-27, oppure si monetizza come con altri e si torna a battere il campo delle scommesse? Io fossi nel Cagliari farei una cosa che non fa nessuna squadra piccola o pochissime squadre piccole: andrei a prendere la Serie B e farei un bel setaccio di 4, 5, 6 giocatori magari italiani, che mi sembra la direttrice adottata anche dalla società, e valorizzare i tanti giocatori sommersi che non trovano spazio in Serie A, anche per un discorso coerente con quello che ci diciamo da un mese, che bisogna valorizzare i tanti giocatori che non trovano spazio in Serie A, perché da loro potrebbero ripartire anche cose diverse, discorsi diversi del nostro campionato. Il Cagliari lo sta facendo, io ho solo parole buone per questo modo di vedere il calcio in questa stagione. E poi appunto, insomma, crescere, magari salvarsi in anticipo, fare quello che insomma è riuscito tante volte a squadre anche più piccole del Cagliari, che però hanno le idee chiare. Basta avere le idee chiare, gli stipendi a posto e in Serie A ti salvi. E non è Assolutamente. poco. Allora, Non è ringraziamo anche Francesco per la donazione, grazie mille Francesco. Vai Fra, a te. No, dicevo, perché sei entrato, Giuseppe, nell'argomento che volevo proprio toccare io, che era un po' un discorso di scenario futuro, ma in generale, non solo per il Cagliari, ma per tutta la Serie A.
tanto su questo che hai detto tu, cioè sul cercare di valorizzare giovani italiani per ridare anche un po' di fiato al movimento, bisogna dire una cosa, che quest'estate, Guido Angelozzi ha provato in alcuni momenti a fare questo. Penso all'esempio di Koffler, il difensore del Sud Tirol, che il Cagliari aveva puntato da tempo e ha provato a portare a Cagliari prima poi di andare a prendere Zé Pedro Rodriguez. Il problema è che con quello che il Sud Tirol ha chiesto al Cagliari, cioè 7 milioni, Angelozzi ha preso 2 giocatori, cioè Zé Pedro e Rodriguez. Quindi poi anche lì, cioè, il problema, diciamo così, no, della valorizzazione dell'italiano dall'altra parte della società che ha l'italiano di valore, pensiamo a Palestra adesso in questo caso, no? Palestra che il Cagliari ha valorizzato per l'Atalanta, verosimilmente l'Atalanta l'anno prossimo, se dovesse decidere di non tenerlo e di venderlo, lo venderà a un prezzo altissimo, proprio per il discorso che facevi tu, no? Cioè gli italiani validi sono pochi e quindi cerco di monetizzare il più possibile. Comunque, chiuso questa parentesi, proprio hai toccato un tema che è quello di Pisacane, in qualche modo anche di Kivu a modo suo. Cioè ieri dicevamo bisognerà capire l'anno prossimo effettivamente poi che stagione sarà. Cioè adesso dando per buona la salvezza del Cagliari, quindi ipotizziamo che il Cagliari si salvi, ipotizziamo che Pisacane possa restare in panchina, perché ricordiamo che da contratto in caso di salvezza scatta il prolungamento automatico di un'altra stagione. Poi ovviamente il Cagliari può decidere o meno di tenerlo, però ipotizziamo un futuro in cui Pisacane resta sulla panchina del Cagliari anche l'anno prossimo. E l'anno prossimo però, chiaramente quest'anno è stata una stagione di bonus, perché esordiente, tanti giovani e via dicendo. L'anno prossimo sarà già una stagione con meno bonus, intanto perché già Pisacane, se resta in Serie A, anche gli altri lo conoscono, quindi sanno ancora di più come gioca, come giocano le sue squadre e come giocano alcuni suoi giocatori. E idem questa. Ora, la domanda che ti faccio è, secondo te, proprio nell'ottica di un calcio italiano che ha preso una bella legnata, ovviamente con il discorso nazionale, e anche con un discorso tattico, quindi del chiudersi e ripartire, del 3-5-2 senza l'uomo che salta, cioè senza l'esterno per esempio che salta all'uomo che va sull'1 contro 1 ma torna sempre indietro e quant'altro. Cioè c'è spazio per un cambio effettivamente di mentalità, oppure per esempio il Pisacane, che bene ha fatto in primavera l'anno scorso con un gioco simile a quello che sta facendo a quello che fa grosso a Sassuolo, ma che a Cagliari non è riuscito a fare perché non aveva gli stessi interpreti, cioè gli interpreti giusti per poter fare un calcio di rimessa. Ci sarà spazio per un cambio di idea, oppure se Pisacane resta bisognerà dargli una squadra invece che sia disegnata per il suo tipo di gioco? No, il punto di partenza è che per me non esiste un allenatore, soprattutto un allenatore giovane, che non sia ambizioso. Io in Pisacane, al di là delle buone maniere, del modo molto elegante e brillante che ha di comunicare, vedo un'ambizione, non fa questo lavoro. Il discorso vale anche per questa, che può essere spaventoso nel modo in cui gioca a calcio, molto arroccato, però sono allenatori che secondo me vogliono arrivare, hanno fame. Questo è il punto di partenza, prima ancora di andare sulla tattica, sul sistema di gioco, sull'idea. Piuttosto che affidarmi a uno dei tanti allenatori over 50 che arrivano, fanno un anno, poi magari vengono esonerati e allora vanno dall'altra parte e via così fino all'esaurimento della loro parabola. Ne troviamo tanti in Serie A e in Serie B, poi magari molti di loro sono ancora validi, per carità, però qual è? Leggevo uno dei commenti di lato, invece della solita pseudo rifondazione o qualche allenatore stagionato, vado con le mie idee, vado con il progetto che ho avviato, giusto, sbagliato. È saltata la connessione. Identità. Ok. Quindi Pisacane questo lo sta facendo. Poi l'identità tattica è un altro discorso. L'identità tattica del Cagliari l'ha cambiata più volte, ha vinto partite senza quasi mai superare la metà campo, come con la Juventus, che peraltro penso sia stata una notte in cui vi siete divertiti, quindi lì Pisacane sembrava Mourinho. Esatto, infatti. Intanto, era il periodo delle 3 vittorie, tra l'altro, quindi. Era il periodo delle 3 vittorie consecutive. Voglio dire, sono state, come dire, anche a volte partite sfortunate, ma anche fortunate a volte, voglio dire. E altre volte invece è sembrato un po' essere messo sotto o aver sbagliato. Però credo che Pisacane, essendo un allenatore un po' come Kivu, che ha commesso degli errori chiaramente a livelli molto più alti, ma ha
e risultato credibile a fine stagione, cosa che per esempio non sta facendo Ili e Mark. Questo non vuol dire che tutti i 32 anni, 33 anni siano allenatori da pronti, c'è chi magari all'esordio invece fallisce perché è fuori luogo, come appunto Ili Mark del Pisa. Quindi, io in Pisa, detto questo, lo vedo, mi sembra un allenatore chiaramente ancora in formazione, che magari non è passato da quel grande laboratorio che è la Serie B, dove insomma tutti magari si misurano da Gilardino a Grosso prima di fare il salto in Serie A, però ce la sta facendo, ci sta riuscendo, ora appunto incrociando le dita per il finale di stagione. Quindi io vado avanti con lui. È chiaro che Pisacane per primo dovrà essere consapevole che qualcosa non è andato per il verso giusto, perché le colpe e gli errori e i meriti si dividono tra società, giocatore e allenatore, ma e da Pisacane mi aspetto una crescita, cioè la seconda, come per i cantanti, il secondo album è sempre più difficile, come diceva anche Caparezza, o il secondo film. La seconda stagione è quella delle conferme, perché insomma l'anno scorso, per dire, Gilardino al Genoa è stato esonerato il secondo anno, o Paolo Zanetti al Verona è stato esonerato il secondo anno. È difficile perché hai perso un po' quell'entusiasmo e quel credito e quella pazienza che la società è disposta a darti, perché sei un esordiente e adesso devi essere subito sul pezzo. Questo è un aspetto che peserà, anzi forse l'aspetto più delicato della prossima stagione del Cagliari è quello di avere un allenatore che non avrà più la comfort zone delle 10-12 partite cuscinetto a inizio stagione, detto che Pisacane è partito bene quest'anno, quindi non ha avuto bisogno di quell'adattamento alla categoria, ma dovrà essere verrà subito messo alla prova e valutato, anche con meno, come dire, con meno sensibilità da tifosi addetti ai lavori. E questa però è una sfida che tutti gli allenatori giovani non vedono l'ora, secondo me, di provare, però altrimenti cambi lavoro davvero. Quindi io penso che se queste cose sono chiare, vengono messe nero su bianco da Angelozzi, da Giulini, da Pisacane, la stagione parte con presupposti molto chiari, chiaramente l'obiettivo sarà sempre salvarsi, magari con un punto in più o con una giornata in meno rispetto all'anno prima, e però si va avanti, cioè, il senso del progetto è questo, il progetto di una squadra come il Cagliari, che non è il Como e non ha, come dire, la visionarietà di un Atalanta o di un Bologna, che hanno fatto quel salto che poi tutte le medio-piccole sognano. Però non si sa mai, da qualche parte bisogna iniziare a costruire, piuttosto che affidarmi dico allenatori che sono già passati da voi, al Di Francesco, al Nicola della questione, della situazione. Vado con il mio piccolo progetto, la mia piccola chiesetta che sto costruendo in disparte, in secondo piano, senza che nessuno se ne accorga, e vado avanti con le mie idee. Mi sembrerebbe molto sbagliato cambiare, a salvezza ottenuta ovviamente, cambiare di nuovo per andare dove poi non si sa. Sì, poi leggevo, piacerebbe, il Nil per esempio diceva, mi piacerebbe De Zerbi o Juric. De Zerbi è andato al Tottenham 14 milioni di euro a stagione, ragazzi, cioè adesso parliamo di cose realistiche, cioè, sì, perché sennò poi vabbè, va bene sognare, ci mancherebbe, ed è giusto, anche a me piacerebbe uscire a cena stasera con Sidney Simi, però verosimilmente non ho la possibilità di farlo, ecco, diciamo così, quindi questo è un po' il discorso. C'è un altro tema, sempre che è uscito in un commento dei nostri utenti, che diceva, chiaramente è un tema particolare. Io voglio sempre ricordare a chi magari è più giovane che 30 anni fa il Cagliari prese Trapattoni e tutti erano estasiati dal fatto che tanto di pubblicità nei pullman, insomma. Il Cagliari calcio è molto cattivo in questo, quindi anche Tabarez, cioè prese anche Tabarez prima di Trapattoni, quindi cioè, per dire, era un altro calcio, era un altro Cagliari, era andato a prendere Allegri dal Pescara l'anno dell'UEFA, cioè post qualificazione dell'UEFA, l'anno della cavalcata europea, quindi era sicuramente un altro calcio ed era sicuramente anche un altro Cagliari. No, invece ti volevo chiedere appunto un tema un po' particolare, nel senso che è anche uno dei temi di attualità. L'altro giorno De Laurentiis ha fatto una delle sue tante sparate contro i procuratori, ed è uno dei temi che però, per esempio, a Cagliari, in maniera un po' strisciante, un po' nascosta, è sempre rimasto sul tavolo, nel senso che quanto decidono effettivamente i procuratori, quanto conta avere un procuratore importante. Perché lo diciamo? Perché il Cagliari, per esempio, ha
3 giocatori di un unico agente, quest'anno è Mario Giuffredi, lo diciamo senza problemi, tanto non stiamo dicendo cose particolari, che sono Gaetano Esposito e Foloruccio, ma in passato mi ricordo il periodo di Giuseppe Riso, che aveva 5 o 6 giocatori nel Cagliari, Pastorello, che ogni anno almeno 1 o 2 giocatori ce li aveva dicendo. Ecco, quanto secondo te poi effettivamente, al di là di quelle che sono le sparate dei presidenti, che ripeto, conosciamo perfettamente, però quanto c'è anche il rischio che nel calcio italiano oggi, quindi il Cagliari è soltanto una delle tante squadre in cui questo succeda, esiste veramente questo problema? Oppure è la classica cosa che viene detta così per... No, tra le tante cose discutibili che ha detto De Laurentiis negli ultimi giorni, questa è una delle più vere e delle più valide, anche perché insomma da proprietario e presidente da 20 anni di una squadra ne ha visti. Anche il Giuffredi che avete citato è uno che ha dato parecchie noie a De Laurentiis sì. con i suoi assistiti, e non è l'unico naturalmente. No, è un tema vero che non raccontiamo, che nella mia categoria non racconta, perché in molti casi i procuratori o gli agenti sono Poi in ti buoni arriva il rapporti. messaggino. Così, la notizia, perché la soffiata, l'anticipazione, questo è un grande problema anche della mia categoria. Però è così. È così, e poi deve essere abile la società che legittimamente si affida a un certo agente o a un certo modo di vedere il calcio, a non farsene un po' strangolare, perché poi ti ritrovi appunto la rosa piena di pacchi e contropacchi che fanno significare che le cose sono sfuggite di mano, o che diventa semplicemente un ufficio collocamento per giocatori in crisi, per non parlare appunto di cose ancora peggiori, direttori sportivi che prendono percentuali, stecche, cose di questo tipo, cose che avvengono. Magari più si va in basso, più queste cose nascoste dai riflettori accadono. Questo è un aspetto però molto complicato, che intanto parte dalla sostanziale cronica mancanza di soldi del nostro calcio. Quindi il discorso che facevate voi su Kofler è illuminante, cioè, ma questo l'ha fatto molto meglio di me il Como, e un collega come Marco Iaria sulla Gazzetta dello Sport qualche settimana fa ha proprio messo nero su bianco i motivi burocratici e regolamentari per cui comprare all'estero è più vantaggioso che comprare in Italia, e questo non va bene. E sarà precisa responsabilità della nuova Federcalcio, da chiunque essa sarà presieduta, trovare un modo, d'accordo con il governo, perché sono questioni anche fiscali, economiche, per invertire questa tendenza. Tutte le settimane basta vedere banalmente la goal collection nella Serie B per notare che ci sono giocatori che tranquillamente hanno qualità per giocare al piano di sopra. Se questo non avviene, è colpa di un sistema profondamente distorto, che poi chiaramente non è quello che non ci fa andare ai mondiali, ma è una piccola parte di verità. Sui procuratori purtroppo sappiamo che vengono, come dire, in qualche modo anche tutelati dalle tante società che vengono ormai sempre di più affidate non più ai vecchi direttori sportivi. In questo Angelozzi, che avrà sicuramente le sue preferenze, ha sempre però, anche a Frosinone, ha sempre però cercato la strada del nome vero, dello scouting vero, quando invece si affida magari anche a società più importanti, o peggio ancora intermediari, che non sono nemmeno procuratori, e poi quando vai a chiedere conto a questi soggetti del tal giocatore, dicono: ma io non sono il suo procuratore. Ha fatto la transazione, il passaggio come la commissione, ma non risulta l'agente di Tizio Caio, è arrivato magari a 25-30 milioni della Liga 1, della Premier League. Io non c'entro niente, perché la prende con me? Questo è ancora proprio il grado 2.0 del nostro calcio, e come dire, fatta la legge, trovato l'inganno. Questo è vero, è qualcosa che ma riguarda quasi tutte le squadre, riguarda il Milan, riguarda la Roma, riguarda l'Atalanta, quindi ben più sopra del Cagliari, voglio dire. Si spera, non sempre è così, si spera che le cose non diventino una specie di sistema malato, almeno parlo per società, perché poi il calcio nel suo complesso è chiaramente affetto da questo tipo di morbo, e si deve lavorare in coscienza, sapendo che non c'è probabilmente un direttore sportivo del tutto immacolato,
ma è sempre meglio un direttore sportivo che ogni tanto fa dei favori, ma che certamente ha a cuore la materia e il posto di lavoro, che non la società tecnocratica in cui hai 2 o 3 dirigenti che non escono mai dall'ufficio e che si affidano quasi nero su bianco, quasi a scatola chiusa, al mega mediatore che ti porta Sì, sì. 5-6 acquisti da 15, 10, 15 milioni l'uno, perché lì davvero, per poi venderli a gennaio, a giugno, magari farci la plusvalenza, Esatto, infatti. è una specie di circolo ultra vizioso che poi porta anche disaffezione, sfiducia, insomma fa passare un po' la voglia di seguire il calcio. E ci sta. Assolutamente. Giuseppe, ultimissima domanda, te la chiedo in maniera secca. Kilixoi lo riscatteresti o no? È uno di quelli che mi ha dato ogni tanto vibes di essere giocatore di Serie A, ma poi essendo un 2005, giusto? Sì. Sì. È dovuto passare anche lui dai periodi di bassa marea, dalla panchina, la serie appunto di step che o sei un ventenne eccezionale, ma a quel punto purtroppo non giochi nel Cagliari, a parte appunto in prestito, tipo palestra, oppure devi metterla in conto. Il caso studio è Esposito, ragazzi. Esposito è un giocatore di 23-24 anni, mi pare, che li farà a breve 24 anni, che ha trovato quest'anno per la prima volta una continuità sugli 8-9 mesi, pur non facendo cose eclatanti. L'anno scorso a Empoli, Esposito fa un grande giro d'andata, poi smette ritorno, esatto, scompare. Empoli retrocede. Cioè, è proprio un discorso che parte da uno stare acceso 8-9 mesi, che è quello che contraddistingue i giocatori di Serie A. Cioè, non puoi mollare un po', alzare il piede dall'acceleratore. Quest'anno Esposito, che invece era partito peggio rispetto a Empoli, sta avendo un rendimento costante, senza, ripeto, fare cose dalla mini Amal, ma come dire, non è questo Però attualmente è il capocannoniere del Cagliari con 6 gol, quindi questo è il dato. 6 gol è un numero che non è sufficiente per me, per un Certo. giocatore come Esposito, detto Certo. che Esposito si valuta anche per tutto il resto, non è soltanto uno stoccatore, però è una stagione migliore rispetto a quella di Empoli, in cui aveva fatto più gol magari, ma li aveva tutti distribuiti in 3 mesi, per poi abbandonare e diventare comunque un giocatore fondamentale per una squadra come l'Empoli, che però lo mandava in campo ma non otteneva nulla. Invece Esposito, nel periodo in cui magari le cose del Cagliari sono diventate un po' più pungenti, un po' più calde, sta dando risposte. Ecco, e questo tipo di atteggiamento di rendimento sugli 8 mesi, secondo me lo otterrà anche Kilixoi, che ragazzi è un giocatore al primo anno in un campionato importante, che non sa la lingua, che comunque deve lottarsi il posto con 4-5 giocatori e quindi ha la pressione anche di non avere il posto fisso. Sono tutte cose che in un giocatore di 20 anni per la prima volta fuori dal suo paese vanno valutate. Anche lui ha fatto il mese e mezzo di grande exploit, in cui però ha fatto vedere colpi che valgono unici, bassa Serie A. unici. Certo. Esatto, e da lì si riparte. Poi quant'è il riscatto? Me lo direte 12. voi. 12. Però quali sono le certezze offensive del Cagliari? Mi spiace ma non Belotti, mi spiace ma non Pavoletti, e quindi insomma è un reparto che va perlomeno puntellato. Borrelli, punto di domanda, perché ha fatto meglio di altri, a parte i problemi fisici che ha avuto, quindi insomma va un attimo puntellato con questo tipo di certezze, metterne almeno un paio. Quindi insomma io Esposito non ci sono dubbi, anche se anche lì dobbiamo parlare, proprio in chiave cessione. Io questi soldi li spenderei per Kilixoi. Mi ha fatto vedere delle cose che mi piacciono. Capisco i 12 milioni per il Cagliari, però siano una cifra non banale. Secondo me vedrai che si troverà la quadra con qualche piccolo sconto, perché credo che il Besiktas lo voglia magari vendere con la recompra in qualche modo, cioè si proveranno a trovare qualche formula giusta, particolare, certo, da quel punto di vista. Kilixoi è un giocatore che io lo racconto sempre a Cronache, mi ha colpito quando non giocava in agosto in Coppa Italia, tirando un rigore fortissimo, mi pare con l'entella sotto la traversa. Sì. Un siluro inaudito sotto questo giocatori di calcio così forti in momenti così caldi come una lotteria di rigore finale, penso un giocatore che ha la mia attenzione, la mia curiosità, e poi mi ha fatto vedere cose che hanno confermato quella curiosità.
è chiaro che insomma anche per lui come per Pisacane la seconda stagione deve essere quella di più solida, più continua. Certo. Assolutamente. Giuseppe, grazie davvero di essere Grazie stato a voi, con noi, ragazzi. è sempre un piacere, continuiamo a Anche seguirti per me. ovviamente in tutta l'avventura di Cronache, quindi buon lavoro e a presto. Buon lavoro, grazie Buona Giuseppe. giornata. Ciao. E ringraziamo tanto Giuseppe Pastore. Allora facciamo entrare subito il secondo ospite che ci stava aspettando. No? Eccolo qua. Buongiorno. Ciao, Valerio, ben trovato. Come stai? Buongiorno. Ecco. Tra l'altro, Luca, vedendo Pastor, ho seguito con piacere gli ultimi 10 minuti con lui. Sono andato a recuperare, la conservavo lì là, la medaglia che abbiamo vinto insieme all'Opta Quiz, un quartetto, ma ci ha trascinati Pastore, davvero, lui è incredibile. Opta Quiz sono le domande ovviamente su statistiche e calcio, eravamo quel quartetto, qui vincitori c'è scritto, con Giuseppe Pastore, Rosario Triolo e Gianluigi Bagnulo. Io completavo il poker. È stata davvero una serata incredibile. Io vi ringrazio, saluto tutto il popolo sardo, è bellissimo essere qui con voi, tra l'altro nella puntata 131. Esatto. Hai visto? Esatto. Non banale. Il destino. Luca Di Leonardo su queste cose, insomma, ci tiene abbastanza, ma poi insomma ha voluto tanto, ha insistito tanto, anche perché poi tu col fantacalcio, insomma, di fatto io oggi sono spettatore, io oggi vi guardo e vi ascolto, lascio a voi ma parliamo anche di Cagliari, perché poi passiamo al Fanta, ma io un'altra cosa del destino per cui sono contento di partecipare oggi è che cado nella settimana di Inter Cagliari e qui arriva proprio dal cinema italiano una delle scene più belle, secondo me, in Tre uomini una gamba, quando Aldo e Giovanni discernono sulla vita e Giovanni chiede: ma tu non hai mai rischiato? E Aldo dice: una volta ho messo 2 fisso a Inter Cagliari, quindi venerdì c'è Inter Cagliari e possiamo parlare oggi anche di questo, visto che è una stagione un po' pazzerella quella del Cagliari. Alti e bassi, in particolare io ritorno indietro al mese di calciomercato invernale, cioè, abbiamo fatto l'inverno tra Senigallia e poi abbiamo girato al solito anche posti di montagna in Prato Nevoso, insomma, e la seconda metà del mese di gennaio Cagliari ha fatto 9 punti in 3 partite. Prima con Giuseppe Pastore parlavate di Chilixoi e lì, allora, intanto batte la Juve ed è forse il punto massimo della stagione, battere la Juve, perché poi anche l'1-0 con la Roma è anche pesante, lì ma lì la Roma era in 10 a un certo punto. Sì. E poi arrivano i 2 gol di Chilixoi con Fiorentina, Firenze e Pisa, quindi 3 di fila. Uno dice: vabbè, il 2026 è l'anno del Cagliari, con 3 vittorie del genere, però come spesso succede quando si raggiunge la pace dei sensi e poi da lì sono arrivati 2 mesi infernali, perché se ci pensiamo dal 9 febbraio fino a venerdì scorso, la vigilia della Cremonese, erano 2 mesi, quindi 8 partite, in 8 partite si possono fare 24 punti, ne sono arrivati 2. Esatto. Quindi possiamo dire che Cagliari Cremonese è stata la Pasqua del Cagliari di Pisacane. Io la definirei così. Adesso la situazione, se paragoniamo la classifica all'anno scorso, dopo 32 giornate, sono 3 punti in più per il Cagliari. La salvezza con Nicola arrivò a una giornata dalla fine. È bello anche commentare i calendari. Voi cosa pensate? Cioè, i calendari di Lecce, Fiorentina è un calendario molto difficile. Però la Fiorentina Cremonese è difficile da ragionare che la Fiorentina possa. Io penso, a parte che negli ultimi 2 mesi mi pare che sia la terza squadra con più punti. Luca, non riesco a sentirti. Ah, benissimo. Bello. Ora sì. Ah, ok. Che avevo perso. Ok. Dicevo, la Fiorentina negli ultimi 2 mesi è stata la no, terza. non ti sento. Ma Luca è spento, perché ti sento ridere, ma no, prova tu. No, a me sente, giusto? A me stai sentendo, Valerio? Sì.
Io sì, ti sento, però Perfetto. vedo Luca che parla, ma non Luca, riesco. fa il solito gioco, esci e rientra. Esatto, Luca, vai. rientro io. Vabbè. Purtroppo è un bug del sistema. Forse io inibisco il suo microfono. No, guarda, è una situazione purtroppo a cui siamo abituati, non possiamo farci niente. Capita quasi quotidianamente, purtroppo. No, chiaramente è una stagione particolare. Adesso Luca stava parlando di Fiorentina, insomma, chiaramente è una stagione particolare, anche quella della Fiorentina, che underperformando, per utilizzare un termine moderno, chiaramente tra le altre, cioè non solo la Fiorentina, ma la Fiorentina forse è l'esempio principale, ha reso ancora più viva Adesso e non sento vivace più te. No, non ci Bellissimo. credo. Adesso No. senti me. Non so cosa posso fare, che Tu dimmi se mi senti. non ho il volume vostro. Ah, non senti nessuno dei due? Esco e Allora, rientro? sì. Esco e rientro, tra un minuto. Ok. Anzi, meno. Strinigliardo è Anche alla fantastico, puntata però. 131. È incredibile. A me non era mai successo, questo, che non mi sentisse qualcuno. Di solito succedeva a te. Oggi Certo. chiaramente. Oggi succede Grazie, di tutto. Esatto. Proviamo? Andiamo. Aspetta che a testa in giù. Eccolo qua. Ok. Sono a Prova. testa in giù, Prova. Ok? Sì, Ah, mi sento, Bene. rimaniamo così, rimaniamo immobili. sì, Non così. muoviamoci. Luca, stavi dicendo? Allora, stavo Fiorentina. dicendo sul discorso della Fiorentina, che comunque è una squadra che negli ultimi 2 mesi ha cambiato nettamente il suo rendimento. Vedendo Cagliari, Cremonese e Lecce, perché noi ragioniamo su queste 3 squadre. Il Certo. Cagliari effettivamente è la squadra che ha il peggior calendario, c'è poco da fare. Ha i 6 punti in più, che questo può essere un cuscinetto importante, ma non è ancora salvo. Quindi è verso il peggior è verso la calendario, salvezza. le 2 nerazzurre sono davvero brutte, cioè Inter e Atalanta. Poi sinceramente, se all'ultima il Milan fosse già salvo, deve mantenere il distacco dal Como, cioè salvo inteso in zona Champions, certo. andare a San Siro con un Milan che ha già preso la zona Champions, un Milan che anche quando deve prenderla perde 3-0 in casa con l'Udinese, con la forza di chi si deve salvare è battibile, ma a maggior ragione nel caso in cui alla 38esima giornata fosse già al sicuro con la Champions. E il problema è adesso nelle 2 che arrivano, Inter e Atalanta. E c'è anche Bologna, poi va anche a Bologna. Non sono semplicissime. Però allora, ragioniamo anche su Fiorentina. Adesso ha ritrovato, è in forma, ma ha un calendario difficile. La Fiorentina tosto, potrebbe perdere punti. E in particolare la Cremonese ha un brutto calendario, che è un'altra, considerando che Verona e Pisa ormai situazione secondo me irrecuperabile, ma la Cremonese ha un brutto calendario e volendo anche guardare il caso, quello attuale, cioè al momento Lecce e Cremonese farebbero lo spareggio. Tra andata e ritorno. Chi è avanti negli scontri diretti giocherebbe il ritorno in casa, che è un vantaggio, e il Cagliari in questo ha il vantaggio sulla Cremonese, nel caso in cui arrivassero a pari punti, mentre con il Lecce no. Con il Lecce, in caso di pari punti con Lecce si andrebbe a giocare l'eventuale spareggio di ritorno al Via del Mare. Però il Lecce è un calendario particolare perché sembra dei playoff salvezza studiati, proprio tanti incroci. Ha il destino nelle sue mani se lo affronta bene, ma può anche essere un boomerang perché se sbagli quelle 3 partite che si ritrova ora viene impelagato. Può uscire dalla melma ma anche cacciarsi dentro. La Cremonese non la vedo bene perché non ha lo stato di forma della Fiorentina, l'umore della Fiorentina, e ha un brutto calendario. Il Cagliari deve tenere duro in queste 2, raccogliendo il raccoglibile o, come Aldo ci insegna, 2 fisso a San Siro, e poi sfruttare il vantaggio che si è creato in questi con delle imprese, diciamo prima contro la Roma sono 3 punti incredibili, con la Juve, poi Meteora Clixoi, e io nel Fanta, perché poi arriviamo a Fantacalcio, l'ho usato in un draft, noi nelle pause nazionali che ci sono a ottobre, novembre, anche per riempire quelle pause lì, in ordine di classifica dal basso verso l'alto, ognuno chiama uno svincolato che non era stato preso ad agosto. E lì io mi sono giocato un Clixoi che faccio il fantacalcio mantra, quindi lui lì è una sì, esatto.
quei gol sono stati pesantissimi. Direi. Purtroppo è nel Fanta, io ne faccio 2, entrambi mantra. È in un Fanta in cui è la mia stagione peggiore di sempre. Del Cagliari lì io solo Ze Pedro e Clixoi. E ormai sono 10 partite, fa ridere, ma 10 partite in cui non faccio nemmeno 66. E sembra uno Sei come scherzo. Luca Di Leonardo praticamente. Anche Luca. Se andiamo Avete indietro di la 11, stessa malattia praticamente. se in andiamo questo indietro di periodo. 11 giornate, ho fatto 4-4 contro Bello. quello che ha vinto aritmeticamente la scorsa giornata, ha vinto il Fanta, e indietro di 11 giornate faccio 4-4 contro di lui, che tra l'altro con io De Winter in panchina che ha segnato avrei pure vinto 5-4. Poi arrivano 10 giornate in cui ho pagato un'asta di inizio anno davvero fortunate del poco, perché ho puntato sui Jonathan David, Bebote Jimenez, Dovbik, ho detto almeno uno esplode. Zombie Nessuno. totale. Per fortuna c'è un altro Fanta, bisogna almeno farne 2 secondo me. Nell'altro Fanta invece Ancora. punto al titolo, sono a -4, manca 6 giornate, sono in una striscia positiva lunghissima. Ho Malen preso, che ora è unito ai vari Nico Paz, McKennie, insomma la vedo bene. E poi lì facciamo anche la Champions come torneo parallelo e sto per andare, so che porta sfiga dirlo, ma ho un buon vantaggio, sto per andare verso la terza Champions di fila al Fanta. Attenzione. Sarebbe una cosa. Però insomma, quindi è così, il fantacalcio a volte ti condanna, è croce A e volte ti delizia. dà, a volte ti toglie, ed Sì, sì, ed è sì. cambiato tanto. Sul discorso invece, entrando nel Cagliari, perché tu abbiamo parlato di Kilixoi, hai parlato di Ze Pedro, ma ti chiedo anche cosa ne pensi della stagione di, è ovvio che è lui il giocatore più ricercato di Palestra. palestra, esatto. Eh, Cioè l'evoluzione come di questo giocatore, quali erano le allora, aspettative all'inizio e poi attualmente, anche vedendo ragionare un po' anche in ottica Fanta, è uno dei giocatori certo. assolutamente più richiesti e più in hype in assoluto. Anche perché lui dal 30 di agosto ha saltato la prima giornata, poi entra nella seconda e non salta più una partita. Quindi una certezza da questo punto di vista. Qui anche chi fa il mantra, dove lui è un esterno. E è Esatto. bello avere un giocatore che non ti salta mai una partita, non devi pensare, devo fare mercato, prendere. Quindi rendimento alto come voti, sempre sufficiente, anche perché poi dipende dai voti che uno adotta. Quelli fantacalcio oppure la media, però è uno sempre sufficiente. Ha fatto un gol che, se uno pensa allo Zortere l'anno scorso che ne fece 6, fantacalcisticamente non c'è vero. paragone. Vero. Però ha fatto 4 assist, mi pare anche. Ha fatto I 4 suoi assist, assist li ha esatto. fatti. Sì, sì. Un gol, 4 assist, sempre sufficiente. È bello, cioè. E io di questo Cagliari, di questa stagione, infatti guardando fantacalcisticamente, ragionando sui up and down, vabbè, Caprile è uno dei miei portieri preferiti, infatti ne parlo sempre anche con Zenga, che anche lui è proprio Anche lui è un team fan. Caprile. Caprile le ha giocate tutte, anche qua, quindi 32, sempre una certezza, una sicurezza. Uno non deve pensare agli altri slot, terzi portieri, come magari chi aveva all'inizio il pacchetto Lazio e non aveva nemmeno preso Motta e poi è arrivato. Oppure che ti trovi adesso il pacchetto Bologna. Su quelle cose, intanto Caprile, certezza. Mi ha un po' deluso fantacalcisticamente Gerry Mina, da cui mi aspettavo più gol, ne ha fatto solo 1. Più presenze. Si fa ammonire, anche un'espulsione, qualche giornata saltata per infortunio l'ha fatta. Da uno come lui, sì, mi aspettavo più bonus, quindi più gol, così. Poi c'è stato, sì, Kilixoi è stato un fattore per chi se l'è goduto, avendolo preso magari, ovviamente chi ha i draft, perché prenderlo ad agosto è un po' difficile. E direi che Teba Esposito, come diceva Pastore, ha avuto quella continuità. Magari 6 gol non sono tanti, ma li ha infilati bene. Cioè, se pensiamo, Kilixoi fa gol gol, silenzio di 4 partite, gol gol. È anche difficile inserirlo, prenderli i bonus. Invece la continuità di Seba, che fa anche i suoi assist, oltre 6 gol, è stata ottima. Polo Russo, caso strano, mi aspettavo più gol anche da lui. Certo, quello col Parma vale 10, perché è incredibile. Ci credo. Però da Folo Russo
ti aspetti alla 32esima giornata qualcosa di più di 2 gol. Poi ci sono giocatori come Gaetan, pesantissimo lui calcisticamente i gol con Roma è suo, su angolo, e Juve la punizione, poi c'è quel gol Di incredibile Mazzitelli. di Mazzitelli. Quindi Gaetano, se andiamo a chiedere a Pisacane, gli fa una statua. Fantacalcisticamente, non so Rivedibile. quanto possa aver trascinato un fantallenatore che ha puntato su di lui. Chi abbiamo? Prima anche Pastore nominava Borrelli. Ha avuto qualche inizialmente qualche Ha fatto la doppietta col Genoa. illuminazione. Sì, la doppiata col Genoa, esatto. Sì, però anche lì è difficile indovinarlo. In quella giornata, magari uno o altri attaccanti per cui hai speso tanto all'asta. Sì. Ci sta assolutamente. E Belotti cosa ti aspetti? Ti aspetti un finale da parte di Belotti che possa essere un po' più presente? Allora, se lo meriterebbe, ci ho pensato quando è entrato con la Cremonese, perché un'annata persa per lui, se riuscisse a lasciare il segno, e poi quelle sono le cose che ti svoltano, l'umore, ma anche un po' la fine carriera, che lui insomma ormai è grande, però ti segnano positivamente. Come ci insegna Pavoletti, non si finisce finché uno non appende gli scarpini al chiodo, la vita calcistica ti può regalare gioie che non ti aspetti. Quindi sarebbe una bella storia vedere Belotti protagonista in queste ultime 6. Vediamo che spazio si ritaglia. Perfetto. Vale, noi chiaramente ti ringraziamo, chiaramente ci vedremo quando È stato un verrete in piacere. Sardegna, quindi comunque avremo anche Sì, è modo di vero, perché vederci dal noi vivo. con che voi inizio giugno. calciomercato il 1° giugno saremo a Olbia, dove c'è la ruota panoramica, quindi Sì. dal lunedì 1° a venerdì, e poi la settimana successiva ci spostiamo di poco, perché siamo sul lungomare del Golfo Aranci, quindi dall'8 giugno, sempre da lunedì a venerdì, e le prime 2 settimane di giugno siamo sardi. Sì. Perfetto, alla grande direi. E allora Ci ci vedremo vedremo sicuramente. sicuramente. Ci vedremo Grande. sicuramente. Benissimo. Grazie mille Valerio, A grazie voi. davvero, buona giornata e buon lavoro e ringraziamo anche A Sky presto. ovviamente. Grazie mille. Grazie, a Ciao. presto, Ciao, buona Vale. giornata a tutti. Ciao. 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 Eccoci qua. Allora, qui ci mettiamo. Ok, cosa l'hai già fatto tu? Perfetto. Insomma, abbiamo analizzato un po' il Cagliari anche in ottica fantacalcio. Clixo sì, Clixo no, Clixo sì, assolutamente, Fra, che dici? Ma Io non cambio idea da oggi a domani su questo. Io l'ho già detto, il Cagliari deve ripartire da Kilixoi, perché Kilixoi deve avere la possibilità di fare un ritiro dall'inizio, di essere seguito dall'inizio, di essere un giocatore completamente del Cagliari, perché è un giocatore che ha, eccolo qua, Kilixoi di Sassari. Il nostro Clixoi. Allora, così sento, Non è semi. così non sento. Voi mi sentite? Lì non è semi, è pieno Kilixoi in questo caso. Io sono pieno Okitask, perché ovviamente questa è la settimana in cui mia figlia ci porta dal nido qualcosa, capito? Certo, perché l'Okitask, ricordalo, è praticamente quella settimana di cambio, di passaggio, è tipo il sorbetto nei pranzi, no? Cioè, quando passi tra dal gamberoni, carne e pesce, sorbetto, in questo caso è Okitask da mani boccapiedi a cosa ne so. Io ho la settimana, questa qua è la settimana in cui me la prendo io, la roba. Poi la settimana dopo tocca a lei, ovviamente. Fantastico. Come Va stiamo bene. per questa puntata 131, ragazzi? Chi l'avrebbe mai detto che un progetto con Luca Di Leonardo avrebbe fatto 131 puntate? Tra l'altro vorrei dire, il picco di spettatori è stato nel momento in cui Fayna non sentiva Luca Di Leonardo, cioè lì c'è stato un picco in alto, 750 persone, poi appena Luca ha ripreso, siamo di nuovo scesi, vabbè. Sì, io volevo dire 2 cose importanti. Vai. Uno, la Ecco. persona che ha detto che Fayna è il mio upgrade è già stata arrestata, perché noi prendiamo i dati di tutti ed è già stata arrestata. Fayna che è Claudio Inconis, che io adesso non vedo da qualche giorno dal vivo, ma è Claudio Inconis, lo ritroveremo poi per Dinamo Venezia, ma vi assicuro sono praticamente
preparati la nascita. Terza cosa, questa è una grande trasmissione quando Luca Di Leonardo non si sente. E l'hai anche scritto, ti ho visto in Sì, chat. bravo. Grande, E vabbè, sarebbe stato iconico fare la puntata 131 in diretta sulla 131, iconico, Guarda. ma ci volete anche del male però, perché insomma... Allora, al di là per del come è fatto che messa non- la 131 adesso, uno spazio Esatto. dentro un cantiere lo trovi. Perché... Rischi di fermarti a Nuraminis fondamentalmente, cioè non vai oltre, devi fermarti lì e devi sperare che prenda il telefono, perché sennò poi Bravo. è un grande problema. Va bene. No, mi è piaciuto molto in realtà, più che altro il tuo commento cioè, quando ho detto Sidney Sweeney, e invece ho detto esci con Andrea Sini, e salutiamo ovviamente l'amico e collega Andrea Sini della Nuova Sale. Che comunque è una bella uscita, è una bella pescata. Ti diverti in modo Andrea... diverso probabilmente, però insomma, comunque è una serata piacevole a suo modo. No, non so se vuoi dire qualcosa anche tu sull'attualità in generale. Beh, sì, Ma insomma, dai, è parlato una un po' settimana importante questa, una settimana importante per lo sport sardo, un'annata difficilissima, il Cagliari va a farsi una passeggiata di salute a San Siro dopo la vittoria con la Cremonese, la speranza è che non sia solo una gita, ma che provi a strappare dei punti, sarebbe importante, no? Provare a Tu chiudere... c'eri per il 2-2? Sì, col pareggio di Ranieri, c'ero io, sì, assolutamente. Formazione in cui tutti abbiamo detto è totalmente impazzito e poi ovviamente sta impazziti pensando eravamo alla noi. Juve. Esatto. Pensando alla Juve, oggi è un passaggio. Che Va detto che partita, delle formazioni di Pisacane l'abbiamo detto sempre, quindi non renderà il giochino venerdì. Quindi non non paga paga il giochino. Dobbiamo allora, per fare punti a San Siro parto già da oggi in anticipo, è già persa, l'Inter ha troppi obiettivi. Cioè, questa è la tecnica per provare a strappare punti a San Siro, visto che ci ritorno. Però poi sarà un sabato e una domenica di fuoco, no? Per lo sport sardo, perché c'è la Torres che col Gubbio può chiudere il discorso salvezza in un girone C che è una farsa ormai e si sa. Guardate un po' cosa sta succedendo alla Ternana, probabilmente proveranno a salvarla, nonostante la squadra si stava messa in liquidazione volontaria fino alla fine per dare un senso al campionato, perché eliminare la Ternana a 2 giornate dalla fine vorrebbe dire di fatto far promuovere l'Arezzo, togliendo i punti della Ternana, cambiare anche abbastanza nella corsa a salvezza. milioni di ricorsi, ovviamente. Esatto, anche se poi la Torres, problema. certo, la Torres nella corsa salvezza cambierebbe poco, sarebbe comunque padrona del proprio destino e poi domenica però c'è il passaggio fondamentale per la Dinamo in casa contro Venezia in un'annata storta, ma a differenza di quello che stiamo romanzando un po' troppo secondo me a leggere cartacei e media locali, per niente inaspettata, perché è anni che la Dinamo gioca un po' al ribasso con se stessa, con le ambizioni, con gli obiettivi, con le possibilità. Io faccio il pessimista sperando di essere poi smentito dai fatti, come spesso faccio. Per me la Dinamo scende quest'anno. Questa è l'annata in cui la Dinamo va in A2. E ovviamente spero di essere smentito perché per Sassari, per la Sardegna, avere una squadra in A di basket cambia tantissimo. Mi dispiace già tantissimo che non verrà confermata la squadra femminile. Noi siamo divertiti in questi anni a raccontarlo. Il progetto prima di Antobello Restivo, che prima che un coach è un amico di 131, e di Paolo Citrini, che è stato nostro ospite diverse volte. E domani sarà, lo spoileriamo. Anche domani. Domani sarà ospite. Che è un grande amico, anche lui, amico e collega, e ovviamente anche coach che ha dimostrato di poter tornare dopo anni anche in ottimo modo alla guida di una squadra nel basket. Mi dispiace che non ce l'hanno l'anno prossimo, rende un po' l'idea però del momento che sta vivendo la squadra bianco-blu. Ripeto, a me non stupisce, devo essere sincero, poi magari sono io il pessimista di turno. La speranza è che comunque da qui alla fine qualche piccola gioia, perché è un'annata senza gioie fin qui. Spero che la Raimond possa regalarci qualcosa, perché c'è a forte rischio anche la Primavera 1, il tennis tavolo, vedremo. Chiaro, sono sport di nicchia, però a noi piace seguirli un po' tutti, quindi ci speriamo. Anche in Serie D è un'annata difficile per l'Olbia, non solo, a parte la sorpresa Monastir, poche cose positive. A livello di sport nazionale stiamo faticando tanto e si vede, guardate che faccia, è una faccia di uno che ha faticato tutto l'anno.
Sicuramente abbiamo vissuto stagioni più divertenti, più esaltanti, sì, anche dai, perché no, magari facili no, esaltanti. Cioè, per una squadra che andava male, comunque almeno un'altra faceva da contraltare con qualcosa di positivo, quindi no, cioè, penso per esempio all'anno della retrocessione con Mazzarri, però almeno c'era la primavera di Agostini che ci aveva fatto sognare fino alla semifinale playoff, la Torres che era salita in serie C, la Dinamo che comunque aveva fatto i playoff, insomma più o meno quando una squadra va male, almeno ce n'è un'altra o più di una che appunto fa da contraltare. Quest'anno è stata veramente, fino a questo momento, una stagione faticosa, perché poi speriamo che ci possa essere il lieto fine ovunque, però insomma diventa pesante. Più che altro il discorso della Dinamo in Serie A2, al di là appunto del dispiacere e tutto, è che se è difficile nel calcio risalire dalla Serie B alla Serie A, possibilmente anche subito, in Serie A2 di basket, ragazzi, cioè l'inferno totale. L'inferno totale. Ci sono tante piazze anche importanti che ci hanno messo tanto tempo a risalire. La Fortitudo Bologna, che ancora non è riuscita a risalire. Stavo per arrivare lì, ma non solo, perché poi ci sono altre squadre che, per esempio, anche quello che è successo a Pistoia, no? Ovvero 1000 difficoltà, retrocedi e poi quest'anno probabilmente saluterà anche la 2. Cioè, è un vortice dove entri che è difficilissimo risalire, perché poi ti cambiano i finanziamenti, cambiano i progetti, non c'è l'Europa, insomma, è difficile. Sì, su queste cose, tra l'altro, vi consiglio il podcast Doppio Passo, si chiama, l'intervista a Bandecchi. A Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, ex presidente della Terna, personaggio chiaramente super divisivo e quant'altro, però fa secondo me un'analisi molto lucida dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista della gestione di una società professionistica, che è abbastanza interessante perché, ripeto, dà bene, anche abbastanza in maniera sintetica, ma comunque esaustiva, chiaramente con i suoi toni, quindi ripeto, magari il personaggio non piace, cioè può piacere perché fa ridere, oppure può essere detestato per 1000 motivi, però analizzando in maniera appunto super partes e tutto, dà secondo me un'immagine abbastanza fedele delle difficoltà della Serie B, della Serie C, della Serie A. Vi consiglio quel passaggio tra le tante cose che dice, chiaramente che possono non interessare, però tanto su YouTube o su Spotify potete scorrere direttamente a quell'argomento. E appunto, ripeto, ve lo consiglio perché secondo me spiega bene tutta una serie di meccanismi, di passaggi che spesso il tifoso ignora, ma non che ignora perché è ignorante, ignora perché effettivamente spesso non viene neanche raccontato, per esempio dalla nostra categoria, dagli stessi presidenti, dagli stessi proprietari, cioè non passa poi anche il messaggio delle varie difficoltà che ci sono. E secondo me avere anche un parere comunque qualificato di uno che lo ha fatto e che comunque lui ha lasciato la Terna in Serie C, cioè non è fallita per Bandecchi, ecco, certamente la Terna non sta fallendo per quello, e quindi insomma, ripeto, secondo me è un utile esercizio perché fa un quadro abbastanza interessante su quel fronte. Va bene, cosa dite? Salutiamo e chiudiamo? Sì, siamo lunghi, dai. Non lo so se siamo vicini al record di Bowie, ma non siamo lontani. No, ma oggi siamo un'ora e 11, abbiamo fatto oggi proprio tranquillo. 38, lunedì 1:45. Vogliamo chiamarlo Giuseppe? Lo chiamiamo. Quanto gli voglio bene a Giuseppe. Spero che ci sia a Milano, non lo so. Non lo so, è venerdì sera, non lo so. Difficile. Tosta. Però io sono già contentissimo della trasferta di Milano perché ho già prenotato il posto per pranzo. E qui e qua va bene. Beh ragazzi, a Milano devi giocare roba di un certo livello. Io ai ragazzi li ho messi lì, sessioni video, e sapevano già la formazione da oggi e si va. Cioè a Milano è un'altra categoria, però quando siamo a tavola parliamo di Champions League.
Esatto. Bella questa citazione. Va bene, ragazzi, grazie ovviamente per essere stati così tanti anche oggi. Grazie a chi ha donato, quindi Domenico, Adriano e Francesco. Grazie a tutti coloro che hanno commentato e che ci hanno seguito, coloro che ci seguiranno anche in replica. Ci vediamo domani alle 10. Spoiler, non ci sarà Luca Di Leonardo, quindi accorrete numerosi. Accorrete numerosi perché insomma ci sarà sicuramente dobbiamo parlare di Inter, ovviamente, poi ripeto, l'avevo già detto, ci sarà anche l'amico Paolo Citrini con cui parlare di pallacanestro, ma anche di calcio, perché vi ricordo che Paolo è uno che ne capisce anche di calcio. Ti fa Milan, sì, però assolutamente sì. E anche di fantacalcio, perché aveva la formazione anni fa, il Dinamo Citro, ricordiamolo, credo che quest'anno non abbia avuto molto tempo, però gli altri anni va bene, grazie a tutti, buona giornata, ragazzi. Sigla, ciao ce la facciamo. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.